sui reati in provincia di Treviso, illustrati in mattinata in prefettura. In primo piano i furti e il dilagante consumo di stupefacenti, ma anche le contromisure per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri delle grandi opere. Le categorie economiche plaudono all'accordo tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento di quest'ultima alla Piani dall'Ascom, ma avvertono la sede di Piazza Borsa non si trasformi in un buco nero. Autonomia nel pomeriggio al Viminale, incontro tra il vice premier Salvini, ministro Erika Stefani e i governatori Zaia e Fontana. Entro la settimana riceverò un documento di sintesi, dice, e ne discuterò con Conte e Di Maio. A Vittorio Veneto continua la realizzazione di un vigneto accanto alla scuola materna di San Giacomo di Veglia, genitori di nuovo in strada. Con una modifica della convenzione tra aziende sanitarie e case di riposo, quest'ultime rischiano uno sconquasso economico. A lanciare l'allarme in diretta oggi ad ore 13 il direttore dell'Isola di Treviso. Meteo anomalo, una giornata già primaverile con temperature molto al di sopra della media. A Treviso è registrata la massima più alta della regione con 23 gradi. Sfratto esecutivo dal comune alla società che ha in gestione lo stadio Tenni. Per il Treviso è ancora crisi nera. Il sindaco Conte punta a restituire alla città una società solida grazie ad un consorzio simile a quello del basket. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque, in apertura i dati che sono stati resi noti questa mattina in prefetture relativi ai reati in provincia di Treviso. Ebbene, preoccupano i furti e il dilagante consumo di stupefacenti, ma attenzione anche alle contromisure per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri delle grandi opere. Nell'arco degli ultimi 5 anni ci si era abituati a un progressivo calo dei reati in provincia di Treviso, ma il confronto tra il 2018, da poco terminato, e il 2017 registra invece uno stallo, anzi un lieve aumento pari all'1,45%. Sono stati 22.677 i delitti di varia tipologia commessi nella Marca nel 2018, contro i 22.353 dell'anno prima. Niente a che vedere con gli oltre 28.000 del 2013, ma tant'è. Il 51,56% sono furti, 11.693 quelli denunciati lo scorso anno, 2.848 quelli in abitazione, ben lontani tuttavia dagli oltre 4.000 di 5 anni prima. In forte aumento i reati legati allo spaccio di stupefacenti e le segnalazioni di assuntori alla prefettura, ben 907 nell'arco dei 12 mesi. Questo è il dato forse più preoccupante, che ormai si sta confermando da qualche anno e sul quale bisogna lavorare molto. Chiaro che si spaccia perché c'è una domanda molto alta, tra l'altro di fasce di popolazione sempre più giovanile, con anche uso di sostanze di vario genere in momenti di svago, con una assoluta sottovalutazione di quelli che sono gli effetti, una scarsa conoscenza delle conseguenze sul piano giuridico e sul piano anche medico, sanitario. In costante diminuzione il numero dei richiedenti asilo nel territorio, 1.373 attualmente, oltre 1.000 in meno rispetto al 2016. Significativo anche il capitolo riguardante la lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata. È un settore comunque quello della criminalità organizzata che va assolutamente, dei tentativi di infiltrazione che va assolutamente seguito. Sappiamo che il Veneto non è indenne, perché ce lo dicono le indagini recenti che hanno riguardato altre province, quindi l'attenzione è massima. Le verifiche dello scorso dicembre al cantiere della Pedemontana a Spresiano non hanno dato esiti rilevanti. Un nuovo protocollo, ha annunciato il prefetto Laganà, verrà a giorni sottoscritto per monitorare la costruzione di un'altra opera di rilievo, il nuovo velodromo alle Bandie a Lovadina. È sempre una questione di prevenzione, la prevenzione evidentemente spetta a strutture come queste guidate dalla prefettura, da queste squadre di controllo e di investigazione, e mi pare che stiano facendo il loro lavoro, e finché non avremo un segnale di segno contrario vuol dire che queste cose stanno funzionando. Intanto la riforma sulla legittima difesa rallenta con lo slittamento alla Camera, nuove tensioni tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma per il Carroccio la strada è segnata. Ci saranno sicuramente, ogni parlamentare è libero nel proprio pensiero, ma è un fatto che la legittima difesa sia nel contratto di governo. La riforma si deve fare, la riforma si farà. Da Roma il coro della Lega è unanime, ma i sentori di scontro restano dopo lo slittamento sulla legittima difesa alla Camera. Ennesimo terreno di frizione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Una fronda pentastellata ritiene il provvedimento sbagliato o comunque non una priorità. Ma il senatore trevigiano del Carroccio Candura, che fa parte della Commissione Giustizia,
getta acqua sul fuoco e ribadisce: se questo fosse concreto, al di là del fatto che sarebbe una violazione del contratto di governo, nel quale la riforma della legittima difesa è prevista, non si spiegherebbe come l'iter veloce del Senato, nel quale non abbiamo avuto particolari problemi. Lo slittamento c'è, spiega, ma solo per questioni meramente tecniche. In Senato la riforma della legittima difesa venne approvata nel novembre del 2018. Siccome prevediamo tra le varie cose il rimborso delle spese legali, non solo processuali, per colui il quale viene processato ma assolto per legittima difesa, sono stati stanziati dei fondi per l'anno 2018. Purtroppo però, essendo stata calendarizzata nel 2019 in Camera dei Deputati, quelle somme previste per il 2018 adesso devono essere cancellate, in quanto nel 2018 la riforma non esisteva ancora, è stata approvata solo in una delle Camere, e trasferiti, accumulati sull'anno 2019. Questo particolare tecnico comporta degli slittamenti che faranno ritardare, penso, di un mesetto rispetto al previsto. Tecnicismo a parte, però, la riforma viene attaccata anche dall'Associazione Nazionale Magistrati, che spiega: noi vogliamo che la riforma non si faccia perché l'istituto della legittima difesa è sufficientemente regolamentato. Ma come può, per i principi di divisione dei poteri dello Stato, il potere giudiziario inserirsi nel discorso della produzione delle leggi? E Candura cita proprio il caso del tabaccaio padovano Franco Birolo, assolto ma a rischio di una nuova causa per indennizzare i familiari del ladro ucciso nel suo negozio. La riforma, dice il senatore leghista, interverrà anche sugli aspetti civilistici per evitare storture come questa. La vicenda Birolo, nella sua indegnità, è la risposta a quanto afferma l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice che questa riforma non sa da fare. Come non sa da fare? Anzi, è nei fatti che si deve fare. Ci spostiamo un attimo nel veneziano, a Mestre, in via Piave, dove è stata scoperta una casa del sesso di lusso. Era gestita da 3 donne di origini cinesi. I clienti arrivavano anche dall'estero e le prostitute erano pronte a soddisfarli anche a caro prezzo. Al vertice della casa del sesso scoperta in zona Piave a Mestre c'erano 3 donne cinesi di 42, 52 e 33 anni raggiunte da un provvedimento cautelare eseguito dai carabinieri. Sono accusate di sfruttamento della prostituzione nei confronti di loro giovani connazionali. Una è ai domiciliari con braccialetto elettronico, per le altre c'è l'obbligo di dimora e firma. Tutto è nato dagli accertamenti dei carabinieri del Norme e della compagnia locale a partire dal 2016 su un sito internet che pubblicizzava appuntamenti a Mestre con offerte di rapporti sessuali a pagamento, con tanto di numero di cellulare. Oltre all'appartamento mestrino ce n'erano altri a Piove di Sacco, nel Padovano e fuori regione, a Iesi, Ancona e Macerata. Le ordinanze sono state eseguite a Mestre, Scandiano, Reggio Emilia e Castelfranco Veneto nel Trevigiano. Il tariffario era variegato e si adattava a tutte le tasche, da 50 a 500 euro. Il cliente faceva una telefonata e dall'altra parte rispondeva a turno una delle 3 sfruttatrici, che verificava l'attendibilità dell'interlocutore e concordava modalità, prezzo ed eventuali richieste particolari. Il secondo step era la telefonata diretta alla prostituta. Torniamo a Treviso per parlare dell'accordo raggiunto tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento di quest'ultima alla Piani. Le categorie economiche accolgono con favore la notizia, ma dall'Ascom arriva un avvertimento. Ci aspettiamo che la sede di Piazza Borsa, dicono, non si trasformi in un buco nero. Categorie economiche sollevate dalla soluzione del contenzioso tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio, con quest'ultima che nel giro di un anno si sposterà alla Piani. Nuova sede per la quale corrisponderà 30 milioni di euro, risorse di cui dovrebbe poi rientrare vendendo, riqualificata, la storica sede di Piazza Borsa. Favorevole fin dall'inizio a questa soluzione il presidente di Confartigianato Vendemiano Sartor. Oggi credo sia prevalso il buonsenso, sia prevalso soprattutto un messaggio di interesse generale piuttosto che di interesse particolare, che di questi tempi non guasta, quindi credo che questa operazione non porti bene solo alla Camera e alla Fondazione, ma porti bene a tutto il territorio nel suo complesso, perché è un'operazione che andava fatta e soprattutto si danno anche messaggi che le istituzioni di questo territorio hanno interesse allo sviluppo di questo territorio. Fin qui l'accordo, che apre però una pagina molto più vasta e complessa sul recupero dell'attuale Camera di Commercio, che per un periodo indefinito rimarrebbe vuota, e questo a partire da dicembre.
8 mesi sono per esempio il periodo ideale per cominciare a studiare e a produrre una progettazione seria e definitiva che tenga conto poi di tutto il quadrante. Un auspicio che suona come un avvertimento, quello del sindaco, proprio a Camera di Commercio, a cui spetteranno progettazione e realizzazione dell'intervento. Uno dei nodi principali è quello dei parcheggi in quell'area e tra le ipotesi al vaglio c'è quella di ricavare un park sotterraneo da 150 posti in piazza e un altro centinaio di posti sul retro. Ci aspettiamo che non diventi un buco nero e questo ce l'abbiamo in termini di rassicurazione da parte del Presidente, secondo le cui parole da un lato viene innalzato l'immobile, quindi viene valorizzato, parte a destinazione residenziale e parte a destinazione terziaria. Viene mantenuta ed ampliata la sala contrattazioni che diventerà polivalente, permane la sala riunioni e quindi quello può essere davvero, così come abbiamo detto in tempi non sospetti, un nuovo pezzo, una nuova frazione, un nuovo cuore pulsante della città. L'autonomia adesso incontro nel pomeriggio al Viminale tra il Vice Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani e i governatori di Veneto e Lombardia Zaia e Fontana. Salvini ha raccolto e accolto le richieste delle regioni, comprese quelle dell'Emilia Romagna di Stefano Bonaccini. Prendiamo atto che stiamo vivendo un momento storico, lo dimostrano le altre regioni che hanno avanzato richiesta di autonomia. È una richiesta di buona amministrazione e di spesa trasparente che si sta diffondendo in tutto il Paese, dice Salvini. Entro questa settimana il Vice Premier e Ministro dell'Interno riceverà un documento di sintesi finale che discuterà con il Premier Giuseppe Conte e il Vice Premier Luigi Di Maio. Intanto questa mattina il Ministro Erika Stefani è intervenuta in commissione bicamerale per le regioni. Audizione sull'autonomia questa mattina del Ministro Erika Stefani, che per prima volta è intervenuto in commissione bicamerale per le regioni. Davanti a senatori e deputati il Ministro ha illustrato l'iter finora intrapreso, ha spiegato come il concetto di regionalismo differenziato sia stato centrato in pieno nei dossier dati dalle regioni, che per ogni materia hanno presentato richieste diverse di autonomia in base al proprio territorio e alle esigenze di questo. Si è poi soffermata sulla parte finanziaria, spiegando come ci sia stato il superamento della spesa storica e l'introduzione dei costi standard. E ancora il Ministro ha sottolineato come con questo percorso si sia costruita l'impalcatura dell'autonomia non solo per le regioni che l'hanno chiesta ora, ma anche per quelle che lo faranno in futuro. La Stefani ha poi voluto sottolineare un concetto. Io sono il Ministro delle regioni, ma di tutte ovviamente le regioni, non di quelle solo che hanno richiesto l'attribuzione di ulteriori forme particolari di autonomia. E quindi il mio obiettivo è quello di salvaguardare l'equilibrio delle prestazioni in tutto il Paese, in un percorso relativo proprio all'applicazione del 116 terzo comma. Stefani, che ha anche spiegato in che termini venga stabilito il finanziamento delle dotazioni necessarie alle regioni richiedenti per l'esercizio delle funzioni, e ha sottolineato come, seppure trattative con i singoli ministeri, sia avvenuta all'interno del governo, il tema centrale nelle modalità di approvazione dell'intesa sull'autonomia riguardi il rapporto con il Parlamento. È vero, la Costituzione semplicemente dice che la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata, e sarà quello che si pone quindi di fronte a noi, con quale modalità possa essere coinvolto il Parlamento nella formazione dell'atto e magari anche prima che lo stesso sia sottoposto all'intesa. Intanto contro la Stefani si sono scagliati i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sostengono che il Ministro non farebbe squadra, non coinvolgerebbe in questo percorso i 5 Stelle e chiamano in causa le cosiddette commissioni paritetiche. Se le fonti dei 5 Stelle si riferiscono alle bozze d'intesa, l'eventuale commissione paritetica potrà essere costituita solo una volta approvata l'intesa dal Parlamento, replicano dal Ministero. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato oggi al Presidente del Veneto Luca Zaia, nella sua qualità di commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione a fine ottobre, che per quanto riguarda il maltempo dello scorso autunno il Governo ha stanziato oltre 755 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Ringrazio il Governo, ha commentato il Presidente Zaia, per aver manifestato sensibilità e agito con tempestività. Le case di riposo rischiano uno sconquasso economico. A lanciare l'allarme in diretta oggi ad ore 13 il direttore dell'Isla di Treviso e Paolino Barbiero, segretario dello SPCGIL. In pratica è stata introdotta una novità nella convenzione tra aziende sanitarie e case di riposo, accordo che viene definito dalla Regione Veneto. Sentiamo i dettagli.
L'articolo 8 di questa convenzione che dice che protesi e ausili non saranno più passati dal fondo sanitario regionale, ma dovranno essere in dotazione delle strutture. Quindi dovete acquistarle tutte voi? Allora il problema sostanziale è che siccome le strutture non hanno soldi di suo, diciamo così, non c'è alternativa, voglio dire, la matematica non è un'opinione. Se prima venivano passate per norma dai LEA, i livelli diciamo essenziali di assistenza, dal fondo sanitario regionale, adesso con questa convenzione si dice no, devono essere le case di riposo a procurarli. Allora significa spendere qualcosa come tra materassini antidecubito, carrozzine, tripodi, girelli, eccetera, eccetera, una media di spesa dai 2.000 ai 2.500 pro capite. Questo vuol dire 400 per 2,5 fa 1 milione di euro. Questa cosa qua è vergognosa, per non usare altre parole. Credo che i veneti devono svegliarsi, perché sono i governanti veneti che stanno decidendo questa roba qua, e io spero che i direttori, i presidenti della casa riposo, oltre a criticare questa cosa qua, non firmino nessuna convenzione. Noi abbiamo saputo questa roba l'altro ieri, ne approfittiamo di questa trasmissione perché credo che oltre a queste firme che stiamo raccogliendo su questi 3 temi apriremo un'ulteriore campagna, e mi piacerebbe tanto, visto che questa televisione fa servizio pubblico, avere anche un dibattito con Zaia e la Lanzarin qui, in modo che ci spiegano perché fanno queste cose. Cioè non possono risparmiare soldi delle tasse dei veneti per togliere questa roba qua a chi ha pagato le tasse tutta la vita, perché ricordo a tutti che prima o dopo ci finiremo tutti in casa di riposo, avremo bisogno di assistenza. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta sono tornati a protestare i genitori della scuola materna di San Giacomo di Veglia, dove continuano i lavori nel campo attiguo per la realizzazione di un vigneto. Mamma e papà nonni si sono ritrovati in fretta e furia questa mattina fuori dalla scuola materna di San Giacomo di Veglia. Un veloce giro di messaggi nei quali si avvertiva che era iniziata la piantumazione delle barbatelle di glera, e si sono riuniti per dire no alla nascita di un vigneto nel campo confinante con l'asilo frequentato dai loro figli e nipoti. Abbiamo deciso di riunirci qui perché lo riteniamo non solo un atto contro la salute dei nostri figli, ma anche comunque un atto contro le istituzioni pubbliche. Quello che ci preoccupa è che i nostri figli possono avere un danno alla salute derivante dalla deriva dei fitofarmaci che potrebbero essere utilizzati in questo vigneto. Questa è una zona F, quindi destinata a vincolo sportivo, ricreativo. Questa zona va tutelata. I bambini hanno diritto a vivere in un ambiente sano. C'è poi il timore che se il progetto dovesse andare avanti, la scuola piano piano si svuoterebbe. Già alla giornata aperta che si è tenuta a gennaio le presenze erano nettamente inferiori a quelle degli scorsi anni, e noi più volte abbiamo detto che siamo disposti a spostare i nostri figli da questa struttura in un altro asilo o anche a tenerli a casa qualora non ci fosse posto, ma quello che ci dispiace è che questo quartiere San Giacomo perda un asilo che era frequentato, aveva una frequenza molto alta. Il comune sta facendo la sua parte, spiega il sindaco Roberto Tonon. Nella prima delibera di giunta di quest'anno che arisce veniva data indicazione a tutti gli uffici di far sapere ai proprietari di zone F, quelle che da PRG sono deputate a strutture di interesse collettivo, che non era possibile piantumare né arboreti né vigneti salvo ci fosse prima un convenzionamento con il comune. Una volta saputo che lì volevano farlo, parliamo ovviamente del terreno vicino all'asilo, gli uffici hanno fatto la diffida alla quale nessuno ha mai risposto, se non una PEC arrivata ieri sera a tarda ora e che però di fatto non contesta la diffida. Visto che poi i lavori sono continuati, i nostri uffici hanno fatto anche un'ordinanza di sospensione dei lavori notificata tramite la polizia locale. Se nonostante la diffida dovesse andare avanti, il Comune anche oggi pomeriggio sta inviando nuovamente la polizia locale per diffidarli ulteriormente, facendo presente che le ordinanze, qualora dovessero continuare, la situazione per loro diciamo, diventa si aggrava perché non hanno rispettato né una diffida né un'ordinanza. Intanto stasera nel Consiglio Comunale di Vittorio Veneto verrà portata la proposta di introduzione di un comma che di fatto ricalca la delibera di giunta relativa alle zone F.
Giornata dal caldo anomalo, quella di oggi, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, temperature primaverili. Treviso e Vicenza sono state le città più calde con 23 gradi, Belluno, Padova e Rovigo hanno raggiunto i 21 gradi, Verona 20, mentre Venezia la temperatura è arrivata a 12 gradi, la città più fredda del Veneto. Per domani si dovrebbe replicare con cielo sereno, mentre qualche nuvola potrebbe comparire a fine giornata. In pianura, in alcune valli, probabili foschie e locali nebbie durante le ore più fredde. Sfratto esecutivo dal Comune alla società che ha in gestione lo stadio Tenni. Per il Treviso è ancora crisi nera, Cassugana ha finito la pazienza e il sindaco Conte punta a restituire alla città una società solida grazie ad un consorzio simile a quello del basket. Credo che sia necessario mettere la parola fine a questa agonia di questo calcio Treviso, ma soprattutto credo che sia il momento di ripartire con una società sana, con un progetto sportivo sano che metta al centro i ragazzi e anche tanto sociale. Nuovo anno zero per il Treviso Calcio. Il Comune ha affidato all'Avvocatura il compito di rientrare in possesso dell'impianto e recuperare i 22.000 euro che Cassugana avanza dalla compagine dell'ex presidente Marcello Totera. Sfratto esecutivo con scadenza domani, epilogo inevitabile di una gestione mai decollata. Io ho incontrato la società Treviso Calcio a inizio mandato, loro si erano impegnati immediatamente nel giro di pochi giorni di saldare il debito pregresso con l'amministrazione che ammonta a circa 22.000 euro. Inoltre si erano impegnati nel giro di un mese di portare un piano finanziario, un progetto sportivo. Da quell'incontro io non ho più avuto nessun contatto con la società. Domenica sono andato a vedere i ragazzi che tra l'altro sono anche molto forti e sono primi in classifica, gli allievi, e ho trovato uno stadio in condizioni pietose. Schitti di colombe su tutte le tribune, il campo assolutamente degradato, quindi non è sicuramente un ambiente idoneo ad ospitare il calcio, soprattutto se sono ragazzi giovani e bambini. Mostra le foto il sindaco delle condizioni in cui versa lo stadio. Quanto al prosieguo della stagione del Treviso rimane un punto di domanda. Una possibilità potrebbe essere quella di trovare un accordo con il Comune partita per partita. Nel futuro della società biancoceleste Conte vede però ben altro, un consorzio di piccoli imprenditori come quello che ha permesso la sopravvivenza del basket in città. Tutti quegli imprenditori, e già si sono avvicinati in molti, che credono nel progetto sportivo Treviso Calcio sono pregati di venire a trovare il sindaco. Non tratterò con nessun altro e soprattutto voglio che si avvicinino persone che hanno la passione del calcio e amino la città di Treviso. Abbiamo parlato del caldo anomalo e allora ci colleghiamo subito con il generale Giancarlo Iannicelli per capire che cosa sta accadendo. Buonasera generale. Allora, da che cosa è causato questo caldo primaverile nonostante manchi molto ancora la primavera? Ma sì, da una presenza prepotente dell'anticiclone che insiste su di noi, impedisce il passaggio dei sistemi perturbati e quindi ha favorito con il passare dei giorni una temperatura veramente straordinaria. Oggi 23 gradi a Treviso, temperature che già sono strane se si presentano a fine marzo, e questo un solo dato: l'anno scorso lo stesso giorno non siamo andati nemmeno sopra lo zero, quindi è stata una giornata freddissima, a significare come ormai ogni anno, ogni mese di ogni anno presenti delle caratteristiche proprie. La situazione adesso cambia lentamente proprio per effetto del passaggio di un sistema perturbato. Ecco, questa situazione rimarrà domani forse con un po' meno caldo, per venerdì passerà un sistema perturbato molto attenuato, quindi comunque il cielo sarà molto nuvoloso, c'è possibilità di qualche breve precipitazione, questo farà cambiare le cose, si riaggiusta subito, abbiamo di nuovo un miglioramento forte a fine settimana, ma con temperature più normali per la media, anche se ancora qualcosa sopra lo zero. Comunque un'escursione termica molto forte, se pensiamo che la minima è stata intorno ai 4-5 gradi, la massima 23, 18 gradi di differenza, quindi anche il corpo umano deve sopportare questa variazione di temperatura. E 23 gradi però dal punto di vista scientifico sono 23 gradi conformi in tutto il mondo, però se per curiosità mettavamo oggi un termometro fuori al sole, le temperature erano 30-35 gradi, quindi straordinarie. Grazie al generale Giancarlo Iannicelli. In effetti molte le foto postate su Facebook di termometri ben al di sopra dei 30 gradi. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà di banche insieme all'avvocato Paolo Quaggetto. Adesso le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata.
Facilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione non molla la presa, bel tempo ancora protagonista. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Sarà dunque ampiamente soleggiato su tutte le province e il cielo sarà sereno ovunque. Temperature molto miti, minime comprese tra 2 e 5 gradi. Valori massimi tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche in questo caso, sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime comprese tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti tra 14 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi quasi primaverili intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Facilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.